Eder. Mech. Pallister. Ciao caro Eder, eccomi di nuovo qui sul caso di Lily. Volevate la certezza della serietà del garibaldino sulle sue anticipazioni? Come sempre vi offro prova di ciò che dico e chiedo ad Eder di mostrare la notizia giornalistica sui nuovi video in possesso della Procura di Trieste che mostrano non solo un uomo aggressore vicino al luogo di ritrovo del cadavere di Lily ma c'è anche dell'altro ed è una bomba atomica signori. Come da titolo parliamo delle telecamere di Trieste oggi. Mi corre voce che vi siano almeno altri 5 filmati video che mostrano scene inedite, Sebastiano che parla con soggetti di cui lui non ha mai parlato, vi sarebbe tra essi un soggetto non triestino. Inoltre vi sarebbe un gesticolare molto strano dell'uomo ed un forte nervosismo di Sebastiano. Sempre in quel momento ore 8:30 del 14 dicembre il telefono viene spento come se non volesse essere sentito o rintracciato. Vi ricordate che si è tenuto libero dalla consegna all'ultima pescheria proprio dopo le 8:30. Ebbene ci si sta focalizzando proprio su questa intenzione. Inoltre la procura ha in mano altri video dove si vede Lily passare sulla San Cilino e sono convinti sia lei, quindi non si crede al decesso in caso e questo ve lo posso confermare signori. Bene, concludo dicendo che come non mai la procura sta lavorando a 360 gradi ed ha fatto grossi balzi in avanti, potete credermi. Addirittura stanno facendo indagini su una donna di Trieste ed hanno capito chi è l'uomo misterioso dell'Est Europa che quel giorno venne a Trieste. Sono giorni scottanti e decisivi e le cose stanno prendendo una piega ben precisa. Vi ricordate il nostro video del mandante di Trieste e del killer dell'Est Europa? Bene, riguardatelo perché avevo previsto con mesi di anticipo cosa sta solo adesso accadendo sotto forma di indagini serrate e dettagliate. Il garibaldino sempre in prima linea e sempre avanti a tutti in Italia con largo anticipo. A presto. Sembra che ormai l'ipotetica sosia si sia suicidata. Saranno ancora 2 o 3 in Italia che ritengono che quella non era Liliana ma era una sosia. 2 o 3. Per lo più opinione alimentata da chi non vuole assolutamente che quella sia realmente Liliana, quella che passa sotto le telecamere. D'altra parte c'è da dire che Sergio Reginovic, che è parente con Liliana, la conosce insomma vagamente così, per sentito dire più che altro. Lui, viste le immagini di quella telecamera, ha confermato che quella è Liliana, Sergio Reginovic, di quel parente lontano di Liliana. Addirittura Gabriella, quando ha avuto finalmente modo veramente di vedere quelle immagini, anche lei ha detto quella è Liliana. Sono tutte persone che si sbagliano, che non hanno capito insomma che quella è una sosia, no? E d'altra parte io che bene o male Liliana la conoscevo da quasi mezzo secolo, sono convinto che quella che passa per via Damiano Chiesa è Liliana, per quel che vale, perché comunque avevo una conoscenza così abbastanza vaga, insomma poco meno di 50 anni, cosa vuoi che uno capisca insomma alla fine. Vabbè, quindi adesso chi porta avanti il discorso dell'ipotetica sosia dovrebbe rassegnarsi, credo che dovrebbe rassegnarsi. E allora è già pronta la seconda ipotesi, la seconda verità. Appurato che quella che passa per via Damiano Chiesa è Liliana, Liliana non avrebbe avuto nessuna alternativa, nessuna strada laterale da prendere prima di arrivare dove c'è l'isola ecologica dove ha buttato via l'immondizia. Quindi anche quella che butta via l'immondizia dovrebbe essere Liliana, forse, non scherziamo, vabbè. Però una volta lasciata l'immondizia là nei contenitori, ha imboccato via San Cilino, fatti meno di 100 metri sull'angolo dove c'è la piscina. Liliana avrebbe preso la via alle Cave
in salita, passando dietro allo stabile dove abitava, e da lì poco oltre c'è un sentiero che porta direttamente in via Damiano Chiesa. Quindi la possibilità che Liliana sia uscita da casa, sia passata davanti alle telecamere della scuola di polizia, abbia buttato via l'immondizia, ma dopo non è andata in piazzale Gioberti, no, dopo, infatti neanche 100 metri, ha svoltato a destra, ha preso la via alle Cave e è ritornata a casa, e là è successo il fattaccio. Questa versione si vorrà, dato che comunque è già stata ventilata, tornerà di nuovo in auge, no? Perché non ci si rassegna il fatto che Liliana abbia continuato per via San Cilino, sia passata davanti alla fruttivendola, sia stata ripresa dalle telecamere del bus mentre attraversa sulle strisce pedonali, e là sparisce dal mondo lei e tutte quelle persone che eventualmente erano nei pressi di Liliana in quel giorno, in quei momenti. Una tragica vicenda ha scosso la comunità di Mister Bianco, in provincia di Catania, il 30 aprile 2025. Una neonata, presumibilmente di pochi mesi, è deceduta dopo essere stata lanciata dal balcone della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, la madre della piccola sarebbe responsabile del gesto. I carabinieri, intervenuti prontamente sul posto, hanno preso in custodia la donna. Anche il personale del 118 è giunto sul luogo dell'incidente, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita della bambina. La Procura di Catania ha avviato un'inchiesta per fare luce sull'accaduto e determinare le responsabilità. Il 30 aprile 2025 un tragico ritrovamento ha scosso la comunità di Zinasco, in provincia di Pavia. Il corpo senza vita di un giovane, presumibilmente un turista tedesco, è stato scoperto sull'argine del fiume Po, in una zona di campagna nei pressi di un laghetto frequentato da appassionati di pesca. La vittima, che si trovava in campeggio con alcuni amici, presentava una profonda ferita alla gola e accanto al cadavere è stato rinvenuto un coltello. I carabinieri giunti sul posto hanno avviato immediatamente le indagini, non escludendo l'ipotesi di omicidio. Al momento le autorità stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i reperti trovati sulla scena per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Non sono ancora stati diffusi ulteriori dettagli sull'identità del giovane né sulle circostanze che hanno portato alla sua morte. La zona del ritrovamento, solitamente tranquilla e frequentata da pescatori e campeggiatori, è ora al centro dell'attenzione degli inquirenti, che stanno lavorando per fare luce su questo inquietante episodio. Caso Paganelli, nuova udienza il 15 maggio. Da Silva spera nel riesame mentre prosegue lo sciopero della fame. È fissata per mercoledì 15 maggio la nuova udienza davanti al Tribunale del Riesame di Bologna, un appuntamento giudiziario che potrebbe rappresentare una svolta per lui da Silva, il 35enne senegalese unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni uccisa brutalmente nella sua abitazione di Rimini lo scorso ottobre. Per l'indagato rinchiuso da mesi nel carcere dei Casetti si riaccendono le speranze di una scarcerazione. Intanto, al di fuori delle aule di giustizia, si consuma una battaglia personale che coinvolge direttamente il suo corpo. Da diverse settimane Da Silva ha intrapreso uno sciopero della fame, atto di protesta che considera una manifestazione estrema della propria innocenza. La nuova strategia difensiva. Il ricorso al riesame arriva dopo 2 precedenti bocciature delle richieste di revoca della misura cautelare, respinte sia dal GIP di Rimini Vinicio Cantarini che successivamente dal Tribunale bolognese. Tuttavia, lo scenario attuale è cambiato. Il collegio del riesame sarà chiamato a esprimersi non più sulla prima ordinanza, ma sulla seconda, emessa a seguito di nuovi sviluppi istruttori. In particolare, verranno valutate le dichiarazioni rese da Manuela Bianchi, l'amante di Da Silva, e altri elementi emersi nel corso dell'incidente probatorio. I legali dell'indagato, gli avvocati Andrea Guidi e Riario Fabbri, puntano ora a contestare la solidità giuridica del nuovo impianto accusatorio
che a loro dire si fonda su testimonianze tardive e contraddittorie. La linea difensiva mira a dimostrare come i nuovi elementi non siano sufficienti a giustificare la permanenza in carcere dell'indagato, soprattutto in assenza, sostengono, di prove tecniche dirimenti. La protesta estrema di Da Silva. Mentre i suoi avvocati preparano la difesa in aula, lui, Da Silva, continua a rifiutare il cibo. Lo sciopero della fame, iniziato come atto di disperazione, si è trasformato in una forma costante di dissenso nei confronti di quella che considera una detenzione ingiusta. Martedì scorso l'avvocato Riario Fabbri, dopo un lungo colloquio con il proprio assistito nel carcere riminese, ha dichiarato: «Spero di averlo convinto a sospendere la protesta, ma la sua determinazione resta assoluta». Le condizioni fisiche dell'indagato, già visibilmente peggiorate, destano preoccupazione anche tra gli operatori penitenziari, soprattutto in vista dell'udienza che potrebbe incidere in modo determinante sul suo destino processuale. Un caso ancora senza verità definitiva. Il delitto di Pierina Paganelli continua a scuotere la comunità riminese e a dividere l'opinione pubblica. Da un lato c'è chi invoca una giustizia rapida e inflessibile, dall'altro chi teme che l'indagine possa aver imboccato un vicolo cieco o, peggio, un errore giudiziario. L'inchiesta, complessa e segnata da numerosi interrogativi irrisolti, non ha ancora portato a una verità processuale definitiva. In questo contesto, l'udienza del 15 maggio potrebbe rappresentare il primo vero banco di prova per il nuovo impianto accusatorio. Se il riesame dovesse accogliere le istanze della difesa, per Da Silva si aprirebbe una nuova fase, forse anche fuori dal carcere. In caso contrario, il 35enne senegalese continuerà ad affrontare la detenzione nel segno di una protesta che non accenna a spegnersi. Per quel poco che sappiamo di Luis da Silva, possiamo immaginare che non si lascerà sicuramente morire di fame e che questa sia solo una strategia dimostrativa. Oltretutto chiediamo a Luis, prima di decidere di morire, di decidere di parlare e di dire chi c'entra. Ti assicuro che i legali sono molto, molto preoccupati, hanno fatto tutto il possibile per convincerlo a desistere da questo suo proposito, ma al momento purtroppo questo non è accaduto. E quindi chiaramente ha allertato il carcere sotto il profilo sanitario, che idratazione, ma a breve anche il resto. Però ripeto, non è una prassi proprio semplicissima da attuare con un soggetto che volontariamente si sottrae alla nutrizione e chiaramente all'assunzione di liquidi. Lui ha atteso con grande pazienza e disponibilità, perché tutto gli si può dire tranne che non si sia comunque prestato a tutti gli accertamenti possibili e immaginabili, ha sempre dato semaforo verde anche a noi per quanto riguarda le richieste di incidenti probatori, tutto quanto, ha fatto l'esperimento sotto la Camp 3, non ha mai fatto un passo indietro, si è sempre mostrato molto collaborativo. Peraltro le relazioni degli educatori in carcere lo descrivono come un detenuto modello, un soggetto assolutamente sempre disponibile, sempre gentile, che non ha mai dato adito a alcun tipo di problema, proprio anche a livello della gestione proprio della sua permanenza in carcere. Ha aspettato fiducioso l'esito della Camp 3, che probabilmente per lui era una sorta di soglia anche psicologica, probabilmente, perché una volta venuta meno anche quella prova, probabilmente lui si aspettava di poter quantomeno tornare a casa. Questo non è accaduto e temo che il crollo psicologico sia da demandare a questo. Non credo francamente che le dichiarazioni della Bianchi possano averlo turbato così profondamente, come invece probabilmente la paura a questo punto di non poter essere creduto e che neanche le evidenze scientifiche possano scagionarlo. Se la Bianchi oggi tornasse nuovamente sui suoi passi e dovesse, sto ragionando per ipotesi super astratta, dovesse tornare sui suoi passi e dire: guardate che vi ho raccontato un sacco di bugie e Da Silva non era lì quella mattina, probabilmente le manette scatterebbero per lei. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.